Buonasera a tutti, ringrazio Veneto Agricoltura per l'invito. Dunque, diciamo che noi abbiamo un'esperienza un po' diversa come Regione Lombardia, nel senso che siamo partiti nelle programmazioni precedenti col programma di sviluppo rurale, che io seguo in quanto responsabile adesso dell'attuazione della misura 214 e poi della misura 10. Siamo partiti da un'analisi di quello che stava succedendo sul nostro territorio, accorgendoci che a un certo punto quella che era per noi l'intervento dentro la misura 216 che portava alla realizzazione di zone umide, convertendo dei seminativi a zone umide, di fatto non riusciva a decollare. E quindi abbiamo, probabilmente perché insomma, gli agricoltori lombardi a tirare via del seminativo fanno fatica. E quindi abbiamo pensato di andare ad agire su quella che era una zona umida che noi avevamo così in eredità, perché era quella più vasta che potevamo avere, che era quella delle risaie. E quindi grazie anche alla sensibilizzazione fatta dall'Università di Pavia e dal lavoro di Enterisi abbiamo cominciato a costruire un intervento dentro la misura 214 questa volta per favorire e sviluppare la biodiversità all'interno di una zona umida che già era tale, e quindi la risaia. Adesso aspettate che trovo le freccette. Ok. Ovviamente le politiche agricole che tanto fanno per il mondo degli agricoltori devono avere sempre più, questo la politica comunitaria lo ha evidenziato, anche delle valenze pubbliche, di tutela dell'ambiente, di valorizzazione della biodiversità e di tutto il mondo dei risvolti positivi che l'agricoltura comunque può fornire alla società. Vi ho presentato questa cartina perché vi dà un'idea appunto di dove siamo andati ad agire. Ho già premesso che quell'esperienza per noi più significativa per quel che riguarda la conservazione e lo sviluppo della biodiversità nelle zone umide è quello della risaia. E per noi stanno nella zona di Pavia, Milano e nella zona del Mantovano. Già in questa prima cartina, in questa spazializzazione, riuscite a vedere, confrontando i puntini verdi e i rossi, che l'adesione alla misura è stata ottima. Perché vedete che il rosso è ciò che è risaia e il verde è la risaia che ha aderito alla possibilità di finanziamento all'interno della 214. Perché a un certo punto abbiamo deciso di attivare questa azione? Un po' per le motivazioni che vi ho già detto, un po' perché la revisione dell'ICEC della politica agricola ha posto ulteriori risorse e ulteriori obiettivi. Quindi gli obiettivi prioritari a cui si rispondeva erano sempre quelli della conservazione della biodiversità e della realizzazione di sistemi territoriali di pianura per la fitodepurazione. Questi sono in sintesi gli impegni dell'azione I. Io poi ve li ho riportati anche più nel dettaglio nelle slide successive, ma ditemi voi se magari li volete solamente sorvolare. Di fatto si tratta di realizzare un solco nelle camere di risaia da mantenere pieno d'acqua anche nei normali periodi di asciutta. A questo impegno principale, che ovviamente serviva per mantenere quel minimo di acqua dentro ai canali, che facesse sì, garantisse la sopravvivenza di tutte quelle piccoli insetti e altre specie animali che poi potevano costituire il cibo per le popolazioni di ardei che sono presenti su questi ambienti. Un altro impegno, anche questo impegno principale della misura, dell'azione, collegato è l'inerbimento di una delle sponde dell'argine di risaia, delle camere di risaia, quindi mantenere inerbito per favorire la presenza di insetti, di pronubi, ma anche per costituire zone rifugio per la fauna selvatica. Il terzo impegno, che invece è facoltativo, quindi mentre i primi due sono obbligatori, cioè chi aderisce lo deve fare, li deve realizzare entrambi, il terzo è facoltativo e riguarda una gestione delle stoppie da mantenere in campo fino alla fine di febbraio, quindi per tutta la stagione invernale dopo la raccolta del riso, con una certa altezza, anche qui per costituire zone di rifugio.
I premi sono quelli che vedete lì, questi ovviamente si riferiscono all'attuale programmazione che sta finendo. Vi descrivo abbastanza precisamente la misura perché si ripropone esattamente tal quale, con un impegno in più, anche nella prossima, quindi rimane valida in tutti i suoi impegni. Riguardavano, allora il premio sono 135 euro per chi fa solo gli impegni principali obbligatori, cioè solco e inerbimento, 165 se si aggiungono le stoppie. Superfici ammesse tutte le risaie ovviamente che prevedono la sommersione, anche quelle che vengono seminate a file interrate poi vengono sommerse successivamente. Qui vedete riassunta operativamente si limitano gli effetti dei negativi esercitati dalle asciutte sulla fauna acquatica. Però la cosa più importante per noi era riuscire a trovare una modalità di realizzazione dell'impegno che fosse compatibile anche con la gestione della risaia, perché altrimenti saremmo andati a impattare e a proporre un'azione che di fatto contrastava troppo fortemente con l'operatività degli agricoltori. Spiegavo prima al nostro coordinatore che è stata fatta un'esperienza abbastanza significativa di costruzione della misura e anche di divulgazione, perché di fatto una volta che ci siamo fatti delle idee abbastanza precise su che cosa si dovesse fare, abbiamo approfittato come funzionari regionali di un giro di incontri che annualmente Interisi fa con i risicoltori lombardi e abbiamo fatto un tour per proporre quelli che erano gli impegni e per capire insieme ai risicoltori come modularli in modo da creare una regola che poi dopo fosse per loro facilmente gestibile. Ovviamente facendo degli sforzi, perché sennò premio a cosa serve? Serve un incentivo per fare un qualcosa di più dell'ordinario, però insomma che non impattasse in maniera devastante e quindi poi rischiasse di non essere applicata. E dopo l'applicazione abbiamo continuato a fare questa esperienza in modo da proporre sempre e rassicurare gli agricoltori. Io vi lascio per cronaca, se volete, tutto quella che è la descrizione della realizzazione del solco. Ci sono dei limiti dimensionali, vengono fissati dei periodi, il livello dell'acqua, cosa si fa per la manutenzione. Anche qui l'inerbimento viene lasciato per tutta la stagione di coltivazione del riso, l'inerbimento di un argine, vietato ovviamente nel periodo di nidificazione, di ripopolamento, qualsiasi operazioni di taglio, sfalcio, diserbi e tutto quello che può impattare negativamente con la fauna tipica di questi ambienti acquatici. L'impegno delle stoppie, qui vedete due belle cicogne che nelle stoppie del riso comunque continuano a trovare un ambiente favorevole per la loro sopravvivenza. Lo scopo è questo che vedete descritto, quindi mantenere un habitat positivo per alcune popolazioni di uccelli che potevano quindi trovare delle zone adatte per la loro sopravvivenza e quindi con le stoppie un po' più alte, zone di rifugio più protette. Com'è andata? Allora, come vi accennavo prima, come sempre c'è un atteggiamento un po' prudenziale degli agricoltori, nonostante i nostri tentativi di convincimento, come sempre partono in pochi e poi arrivano anche gli altri quando vedono che le cose si può fare. Questa azione è stata attivata nell'anno 2010 e quindi i primi dati di adesione sono quelli del 2011, 478 domande e una superficie di circa 26.000 ettari. Siamo passati l'anno dopo quasi a raddoppiare, sia in termini di domande, un po' meno di superficie, ma comunque un salto significativo. C'è la differenziazione a seconda dei due impegni, ma quello che conta è il dato totale. Quindi alla fine dell'anno 2012 ci siamo trovati con una superficie assoggettata ad impegno di 44.000 ettari e 831 aziende, che rappresentano il 42% della superficie investita a riso, con pressoché la totalità dei risicoltori dell'area mantovana aderenti, un po' di meno nell'altra zona che è quella del Pavese, ma tenete presente che non tutti i terreni si prestano per la realizzazione di questi solchi, perché in terreni troppo sciolti il solchetto cede e quindi non resiste per fare la funzione per cui è stato pensato.
Siccome l'importo erogato nell'anno 2013 per questa operazione è stato di, ormai la chiamo operazione ma in realtà è un'azione sulla 214, sono stati 6 milioni di euro. Quindi per noi insomma un impatto significativo in termini di risultato di adesione, considerando il bacino che era un'azione molto mirata solo per il riso, in considerazione appunto del valore ambientale che la risaia rappresentava come zona umida d'acqua dolce. Che cosa dice la nostra autorità ambientale? Allora, anche noi abbiamo fatto dei monitoraggi conteggiando anche gli uccelli, le specie ombrello, eccetera. Lì i dati sono meno significativi per quel che riguarda questa azione perché ovviamente è un'azione indiretta di facilitazione di creare un ambiente utile alla loro sopravvivenza. Quella che era più diretta era di valutare come microfauna che cosa si manteneva nel terreno come biodiversità. E quindi è stato fatto un monitoraggio delle, come vedete qui, comunità larvali anfibi e odonati all'interno di questi habitat e si è visto che c'è effettivamente una differenza nelle aree soggettate ad impegno verso quelle che invece non lo sono affatto. Vi presento molto velocemente quelli che sono stati, appunto vi dicevo, l'azione G, quindi creazione di zone umide invece realizzate questo è il mantenimento nella parte agroambientale degli interventi di creazione delle zone umide realizzate come investimento non produttivo con la misura 216. L'adesione è stata molto bassa, lo vedete, cioè sono state 6 domande, questi sono dati riferiti alla fine del 2013, 32 ettari di superficie, 16.000 euro. Forse noi, come anche le altre esperienze hanno mostrato, la realizzazione dell'intervento era finanziata al 100%, con un limite di spesa di 35.000 euro per intervento, poi il mantenimento della zona creata passava praticamente subito l'anno dopo sulla 214, con un premio che riguardava le pure semplici azioni di mantenimento e quindi che si attesta sul valore che avete già sentito prima, insomma. Forse non compensa quello che è l'effettivo lavoro, però per nostra sfortuna come funzionari regionali, quando ci troviamo a dover a che fare con le misure agroambientali, sia nella precedenza e purtroppo anche nell'attuale programmazione, dobbiamo sempre far solo conti economici di mancati guadagni e maggiori costi. Cioè l'esternalità positiva regalata alla collettività non è in nessun modo quantificabile per la determinazione del premio, quindi di ritorno all'agricoltore. Questo è un esempio dell'azienda agricola Borromeo dove hanno realizzato un'area umida. L'altro intervento che invece veniva sostenuto per le zone umide con la misura 216 è per noi stata abbastanza significativa, sicuramente più della precedente, è quella che riguarda il recupero ambientale e funzionale dei fontanili e delle risorgive. Abbiamo avuto un buon numero di domande, tante fatte anche da comuni e enti pubblici, e abbiamo quindi 254 domande e un contributo erogato di quasi 3 milioni di euro. Anche qui contributo al 100%, erano ammessi studi preparatori, lavori di ripristino, posa dei tubi Norton, regolazione del flusso sia nella testa che nell'asta del fontanile, rinaturalizzazione e consolidamento delle sponde. Il B2, come vi dicevo prima, le 6 che avete visto prima sono quelle che dalla realizzazione fatta ai sensi della 216, che sono 28 domande, ma quindi sempre molto poche, passava precedentemente alla 214. Dove stanno per noi i fontanili? Sono in questa zona, come vedete, la zona delle risorgive è tutta a nord del fiume Po, ed è molto importante per noi perché rappresenta un elemento di continuità tra quello che è le falde, insomma, e il sistema irriguo tradizionale della regione Lombardia, che è quello di irrigare per scorrimento. C'è un continuo rimpinguamento delle falde che fa sì che sia anche facile, tutto sommato, poter recuperare questi fontanili che poi rientrano in circolo sia nel sistema irriguo naturale che in quello artificiale.
Vi ho riportato la spazializzazione, vedete che riprende esattamente la zona delle risorgive. Qui abbiamo cartografato per comune, quindi perché ahimè non sono georeferenziati nell'attuale programmazione nei fontanili né le siepi filari, lo saranno forzatamente nella seconda. Come vi dicevo prima, un'importante connessione tra quelli che sono i fontanili e il reticolo idrico, sia naturale che artificiale, importante anche per il ritorno di fauna ittica nei fontanili. Questa è una cosa che si è verificata tantissime volte, proprio il ripopolamento di pesci. Questo vi ho portato una foto giusto per vedere, anche sono degli ambienti belli che vengono. Cosa succederà nella nuova programmazione? Mi sono permessa di raccontarvela un po' perché nella nuova quella attuale, perché nella nuova sostanzialmente riproponiamo queste operazioni con qualche novità. L'operazione 10.1c, quindi conservazione della biodiversità in risaia, è quella che vi ho descritto prima, realizzazione del solchetto in cui va mantenuta l'acqua. C'è un nuovo impegno aggiuntivo facoltativo che è la sommersione invernale della risaia. È una cosa nuova, la vogliamo sperimentare. Anche questo, ovviamente le finalità sono sempre quelle di favorire la conservazione di un ambiente umido per il maggior tempo possibile, in modo da aumentare la biodiversità e creare degli ambienti utili e idonei alle popolazioni di garzaie e aironi che ci sono. Troveranno altresì posto nella nuova programmazione il mantenimento delle zone umide realizzate, con quella che era adesso la 216 e sarà, come vi ha già preannunciato e spiegato benissimo prima il collega del Veneto, invece la sottomisura 4.4, quindi sempre gli investimenti non produttivi. Continueremo quindi a finanziare sia la realizzazione delle zone umide sia il loro mantenimento sulla futura misura agroclimatico-ambientale. Gli impegni sono sostanzialmente gli stessi, qua però comincia a farsi strada il nostro incubo odierno, che non è tanto quello di definire le misure agroambientali in quanto tali, ma di definirle in modo che siano quanto meno sovrapposte con il greening, ma avendo messo nel greening praticamente di tutto è un'impresa veramente difficile. Non mi dilungo su come si calcola il greening perché forse è un mistero che ancora dobbiamo finire di sviscerare. Comunque dovremo sicuramente tenerne conto per la quantificazione dei premi. Noi quantificheremo un premio standard, poi il greening, ahimè, sarà, o meglio per gli agricoltori, non lo so, lo vedremo poi, sarà individuale e quindi è impossibile determinare a priori quanto effettivamente un agricoltore prenderà, perché i titoli varieranno di anno in anno e quindi di conseguenza anche la decurtazione per evitare il doppio finanziamento cambierà. E quindi è difficile, mi rendo conto, anche da un punto di vista dell'imprenditore agricolo e del professionista che va a proporre l'adesione a certe misure, poter avere certezza subito di quello che sarà il premio percepito, perché ci sono una serie di variabili che, ahimè, varieranno di anno in anno. Ecco, invece c'è una cosa nuova, semi-nuova, nel senso che un'altra zona umida importante presente in Regione Lombardia sono quella dei Canneti, Cariceti e Moligneti, dove la zona più vasta è quella sicuramente che sta nel Mantovano al Parco del Mincio, ma ci sono anche altre zone posizionate in altre aree del territorio. Abbiamo riproposto quella che è un'azione di salvaguardia dei Canneti, Cariceti e Moligneti, proprio per dare un sostegno agli agricoltori nella gestione attiva e nel mantenimento di questo habitat di transizione. Io non sono una naturalista, scusatemi se magari non uso le terminologie corrette, ma ho cercato di impararle. È un intervento quindi focalizzato su alcuni habitat specifici, che serve proprio a incentivare gli agricoltori di queste zone ad attuare quelle prassi che prima erano consuete, perché a questi ambienti era connessa anche un'attività economica importante, che invece, cambiando completamente il contesto mondiale, direi economico, oggi non trova più una valorizzazione come in passato di questi prodotti.
e quindi bisogna trovare il modo di aiutare gli agricoltori a gestirli correttamente con degli sfalci a mosaico, con il mantenimento della funzionalità dei canali per mantenerle come zone umide e quindi mantenere a canneto o a cariceto a seconda della vegetazione presente. Vi dicevo che è seminuova perché in realtà non c'è in questa programmazione, ma c'era in 2 o 3 programmazioni fa. È stata per un tempo poi abbandonata e adesso ripresa. Io ho finito, sono a disposizione se qualcuno ha delle domande.